Michele Totile, seconda partita in casa, coach nello stadio di Noventa, questa volta è andata 3-7 portati a casa per l'Invent, una buonissima partita, buona prestazione dei ragazzi, la visione tua qual è? La visione mia è che la prestazione è stata buona, come dici tu, il problema è che è stata buona a tratti e noi invece dobbiamo essere un po' più decisi anche quando giochiamo in casa, senza togliere sicuramente il merito al coraggio con cui Brugherio si è presentata qui, con una squadra che ricordo giovane ma allenata benissimo, perché Danilo Durante è un amico ed è un ottimo allenatore, quindi coraggio a loro, ci hanno fatto soffrire e in questo campionato, in questo girone è così, ormai alla settima mi sa che siamo, l'abbiamo capito, noi dobbiamo giocare bene più a lungo. Primo set portato a casa bene dall'Invent Sandonà, giocando soprattutto sugli errori del Brugherio, perché la partita si è decisa sui muri e sugli errori dell'avversario. Sì, sui nostri muri, sui loro errori. Loro è una squadra giovane che in effetti sbaglia un po', hanno un'ottima organizzazione di muro difesa, hanno un po' la percentuale bassa in contrattacco, ma stasera invece hanno dimostrato che possono fare bene anche in quella fase di gioco. Noi sì, è vero, il muro abbiamo avuto all'inizio della partita molta fretta di dover murare per forza, poi invece abbiamo iniziato a costringere loro a tirare sulla nostra difesa e poi pian piano siamo arrivati a murarli. Dopo il secondo set che siete stati sotto, c'è stata più continuità sul terzo e il quarto per Invent? Sì, c'è stata più continuità. Diciamo che la mia squadra, quella bella, l'ho vista al quarto set, che non ha mai mollato, eravamo sotto 20-17 se non sbaglio, poi a quel punto siamo stati bravi che siamo usciti un po' con l'individualità, vedi Mian, vedi altri, però insomma quello mi è piaciuto e quello lo sottolineerò martedì. Secondo me siamo stati bravi un po' tutti a tenere la testa lì, nonostante qualche blackout, diciamo, siamo rimasti lì, abbiamo fatto qualche errore, ma alla fine siamo riusciti nei punti decisivi a mettere giù il pallone e appunto a portare a casa poi la partita. A me sembra proprio che sia sempre la prima di campionato, perché comunque è ancora tutto da discutere, siamo alla settima giornata di campionato, quindi piano piano bisogna lavorare bene, non bisogna mai mollare niente.